Il processo era cominciato lo scorso 3 novembre, un'udienza tecnica scandita dalla presentazione di una vera e propria raffica di costituzione di parte civile. Il dibattimento è quello relativo alla tragedia di Maccalub del settembre 2014, quando per l'esplosione di un vulcanello all'interno della riserva naturale morirono i fratellini Laura e Carmelo Mulone di Aragona. Adesso la decisione del giudice Claudia Infantino del Tribunale di Agrigento, che ha ammesso la costituzione di parte civile dei genitori, dello zio e della nonna dei fratellini. Ammessa anche la costituzione di Codacons, Codice Ambiente e Codice Sicilia Ollus e del Comune di Aragona, mentre il giudice si è riservato per la costituzione di parte civile dell'assessorato regionale al territorio ed ambiente. Sotto processo con l'accusa di omicidio colposo plurimo ci sono l'ex presidente regionale di Legambiente, direttore della riserva Mimo Fontana, il dipendente Daniele Gucciardo e Francesco Gendusa, dirigente dell'assessorato regionale al territorio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo Renato Di Natale, dalla giunta Ignazio Fonso e dal sostituto Carlo Cinque. I due bimbi erano in compagnia del padre, un appuntato dei carabinieri, nella riserva per un'anticipazione dei festeggiamenti per il 9° compleanno di Carmelo. Il piccolo desiderava visitare la riserva. L'esplosione del vulcanello seppellì padre e figli. Il genitore riuscì a salvarsi grazie all'intervento dei carabinieri e della protezione civile. Prossima udienza del processo il 23 febbraio.